Buongiorno, buon lunedì, bentrovati ad Anteprima Corner, la trasmissione che fa il punto su quanto accaduto nel fine settimana alle principali formazioni siciliane di calcio. Cominciamo come sempre con la Lega Pro, i nostri riflettori si accendono sul Catania, ma prima vediamo i risultati della giornata di ieri, poi vedremo anche la classifica, considerato che era l'ultima giornata di quello che è la regular season e quindi avremo poi la classifica definitiva con gli accoppiamenti per i play-out. Risultati dunque: Avellino Altamura 2-1, Cavese Sorrento 1-0, Cerignola Latina 1-0, a Giuliano il Benevento è passato 2-1, il Messina ha vinto sulla Juventus Next Gen per 2-1, Picerno Foggia 0-0, Potenza 1, Catania 2, il Trapani ha perso in casa 1-0 con la Casertana. Alla luce di questi risultati, la classifica che si determina in maniera definitiva e la seguente: l'Avellino a 75 punti, poi 67 per il Cerignola, Avellino promosso ormai comunque dalla scorsa settimana, Cerignola 67, Monopoli 57, Crotone 54, poi il Catania a 53 punti, il Benevento a 52, Potenza 49, Picerno 48, Juventus Next Gen 44, il Giuliano chiude la griglia dei playoff con 43 punti. Resta fuori il Trapani a 41, così come la Cavese, l'Altamura 37 e poi ancora Sorrento 35, Latina 34, Casertana 32, la formazione campana vincendo sul campo del Trapani ha dunque evitato la coda dei play-out che si giocheranno tra il Foggia 31 punti e il Messina a 25. La partita di andata si giocherà a Messina, poi il ritorno a Foggia. Di questo ne parleremo più avanti, ma intanto cominciamo a parlare di Catania, che ieri ha ancora una volta vinto in trasferta. Lo ha fatto per 2-1 al termine di una partita che non è stata comunque lineare per tutti i 90 minuti, nel senso che il Catania ha lasciato molto spazio al Potenza, soprattutto dopo aver trovato il gol del vantaggio. Un Catania che però ha centrato quello che era l'obiettivo minimo della stagione, cioè arrivare quinto, visto come era andato il resto della stagione. Un piazzamento che consente alla squadra di Toscano di poter giocare, in caso dunque passasse anche il primo turno, le prime due gare di playoff al Massimino. Sentiamo, e adesso parliamo con Alessandro Vagliasindi sulla prestazione di ieri del Catania, ma soprattutto ci proiettiamo anche in chiave play-off. Buon pomeriggio Angelo, innanzitutto due informazioni prima dell'analisi della partita. La prima è l'orario della gara Catania-Giuliano di domenica, che con ogni probabilità sarà alle ore 20 allo stadio Angelo Massimino. Nelle prossime ore arriverà il comunicato della Lega Pro, però le indicazioni convergono verso questo orario di inizio, quindi alle ore 20. L'altra informazione riguarda l'arrivo del nuovo direttore generale del Catania, Alessandro Zarbano. Mercoledì ci sarà l'incontro tra il vicepresidente Grella e appunto Alessandro Zarbano per mettere la firma su questo contratto biennale, e quindi già dalla metà di questa settimana questa trattativa la potremo definire come una trattativa chiusa in senso favorevole, quindi l'ex direttore generale del Genoa di Preziosi diventerà il nuovo direttore generale rosso-azzurro. Detto questo, Angelo, andiamo sull'analisi della partita e vorrei fotografarla su due episodi: il salvataggio sulla linea di Stefano Sturaro sull'1-1 sulla conclusione di Varrengia e il gol di Inglese che ha poi sancito la vittoria dei rosso-azzurri. Visto che abbiamo tutti definito la partita dello Stadio Viviani come una sorta di prologo dei playoff, una sorta di simulazione dei playoff, io credo che poi nei playoff quello che può fare la differenza è il segnale, in qualche modo l'aiuto da parte della buona sorte per coltivare i sogni e l'ambizione in questa appendice di stagione. Ecco, il segnale in senso positivo è arrivato proprio su questi due episodi, perché si è passati
dalla possibilità che il Potenza passasse in vantaggio 2-1 a pochissimi minuti alla fine, invece alla combinazione spettacolare dal monte inglese, che ha invece dato i 3 punti al Catania, e ha dato 3 punti che oggettivamente non erano così scontati, visto il valore dell'avversario, vista la sosta forzata del Catania. Non dimentichiamo che il Catania ha dovuto osservare forzatamente il turno di riposo la scorsa settimana, e in queste condizioni, quando soprattutto hai un momento positivo come quello del Catania dopo la vittoria dei Cavalli Tirreni, fermarsi forzatamente assolutamente può portare un'alterazione di quello che è appunto l'espressione della performance della squadra. Il Catania ha avuto l'abilità di passare in vantaggio, poi sicuramente ha abbassato troppo il baricentro, ma questo aspetto lo legherei più alla qualità di gioco del Potenza, che è una squadra che gioca veramente bene al calcio, una squadra con dei principi di gioco molto definiti, che ha raggiunto direi meritatamente il pareggio. Però ecco, qui dobbiamo esaminare la reazione caratteriale e anche tecnica del Catania, perché arrivati a quel punto della partita, eravamo già nell'ultimo quarto di gara, non era così scontato riuscire a trovare gli argomenti per riaffacciarsi dalle parti di Alastra, soprattutto grazie a una pressione nel recupero palla che è migliorata dopo l'ingresso di Sturaro, dopo l'ingresso di Dal Monte, e quindi con queste credenziali il Catania, secondo me, ha avuto la bravura ma anche la personalità per creare la situazione decisiva, che poi nell'economia di quello che potrebbe essere il percorso dei playoff dei rossoazzurri è un risultato importantissimo, perché avere la possibilità appunto di disputare in casa le 2 gare dei playoff del girone ti dà certamente più soluzioni nella gestione dei risultati, ma soprattutto in caso di passaggio del turno riempire questo serbatoio di ulteriore autostima per poi quello che diventa il playoff nazionale con l'ingresso delle squadre più quotate. Quindi tanti fattori che consideriamo con il segno più per il Catania di questa seconda parte della stagione, in questa rincorsa che, ricordiamo, a un certo punto vedeva i rossoazzurri al 10° posto e anche con la minaccia di non poter partecipare agli stessi playoff. Invece il Catania ha ingranato la quinta, ha viaggiato, come auspicavamo diverse settimane fa, alla media punti di 2 a partita, e quindi ha coronato questo inseguimento con il 5° posto, che comunque dà delle sensazioni positive, delle vibrazioni favorevoli per questa fase della stagione che diventa assolutamente determinante. Alessandro, direi di sentire anche le impressioni, le dichiarazioni di Mimmo Toscano nel post gara, poi vedremo anche il top del match. Tutto questo chiaramente dopo Toscano, però, che andiamo a sentire subito. Lo sapevamo che era una partita difficile contro una squadra che ha una precisa identità, gioca bene al calcio, devi essere bravo a leggere bene le situazioni, non farli entrare dentro al campo dove loro imbucavano sempre e negli scambi brevi potevano essere pericolosi. Abbiamo concesso poco, ci siamo saputi difendere, abbiamo saputo riattaccare, forse qualche situazione potevamo sfruttarla meglio nel primo tempo, poi abbiamo perso un pochettino di gamba, soprattutto nel settore sinistro. Abbiamo sofferto, abbiamo preso un gol che forse, se gestivamo meglio l'uscita, si poteva evitare. Poi i cambi, perché è giusto che questa squadra, quando ha tutti a disposizione, esprime il suo potenziale, e oggi chi è entrato ha fatto bene. Stefano ha fatto benissimo, ha dato aggressione, ha alzato il baricentro, Dal Monte ha dato qualità e ritmo, Frisenna ha dato equilibrio, Stoppa ha dato qualità, poi gli ultimi 10 minuti abbiamo saputo il risultato e dovevamo vincere per forza. Siamo messi a 4, abbiamo messo più giocatori offensivi davanti e alla fine ci ha premiato meritatamente. Allora, Toscano molto realista, ha ammesso in qualche modo che la sua squadra a un certo punto è andata un po' in sofferenza, però ha sottolineato come stavolta
i giocatori che sono entrati a partita in corso hanno dato il loro contributo che è stato determinante. Angelo, è una considerazione abbastanza ovvia, ma assolutamente evidente. Questa squadra ha avuto un rendimento molto positivo nella primissima parte della stagione fino alla 10ª giornata, a organico diciamo quasi completo. Poi ha avuto una fase di buio che è coincisa con la caterva di infortuni che ha largamente interessato tutti i reparti di questa squadra, e poi nel momento in cui ha recuperato tutti gli effettivi ha riespresso un calcio redditizio e anche per certi tratti piacevole. Quindi è evidente che a organico pieno questa squadra avrebbe fatto un altro tipo di cammino, non sappiamo fino a dove, ma è abbastanza evidente, perché ce lo racconta la storia del campionato, e che quando sono stati tutti a disposizione, o quasi tutti a disposizione, la squadra ha avuto un rendimento positivo e uniforme. Quindi questo secondo me è l'aspetto più importante proprio in vista degli spareggi, in vista proprio della prima gara già da domenica contro il Giuliano. Il top del match che tu hai individuato Sì. in Nicola Dal Monte, giocatore che ha dato imprevedibilità, diciamo, a un certo punto alle giocate del Catania, nessun punto di riferimento. Sì, ma Nicola Dal Monte, se sta bene, lo si intravede negli ispezioni di gara che finora ha disputato, è un giocatore assolutamente in grado di fare la differenza in questa categoria. Un giocatore di grande tecnica, di personalità, che non ha paura della ricezione della palla anche nelle zone del campo più calde, e che poi ha questi colpi, come in occasione dell'assist per Roberto Inglese, che denotano una qualità tecnica largamente superiore alla media, ma ce lo racconta anche la statistica che testimonia come il giocatore originario di Ravenna vanti 116 presenze in Serie B con 14 reti e 18 assist, e diciamo che non è neanche un giocatore troppo avanti con gli anni, perché è un 97, quindi se Dal Monte ritrova la piena efficienza per un minutaggio più ampio nel corso delle partite, può diventare il fattore di questi playoff per il Catania. Prima di chiudere, Alessandro, vediamo una grafica che è quella dei primo turno dei playoff, così la vediamo assieme. Si comincia, diciamo, subito il 4 maggio. Il Catania gioca in casa contro il Giuliano, le altre partite Benevento Juventus Next Gen, Potenza Picerno, secondo turno, anche quello in gara unica, mercoledì 7 maggio il Catania, nel caso superasse il primo turno, accederebbe e giocherebbe ancora in casa. Il Catania in queste, diciamo, due uscite, potenziali due uscite, una sicura, la seconda probabile, diciamo così, ha la possibilità di giocare su due risultati su tre, cioè pareggio e vittoria. Questo è il quadro, diciamo, Esatto. di questa fase iniziale. Il quadro, facciamo anche una valutazione sul Giuliano, perché il Giuliano arriva a Catania con delle defezioni importanti per effetto dei cartellini che ieri ha rimediato nella partita contro il Benevento, e sarà privo a Catania di Padula, di De Rosa e di Peluso, che erano in diffida e hanno preso il cartellino giallo, quindi non da tenere assolutamente in considerazione, mentre il Catania recupererà Alessandro Queini, che ieri ha scontato il turno di squalifica appunto nella gara di Potenza. Direi di fermarci qui almeno per questo segmento di trasmissione. Riprenderemo il discorso Catania stasera alle 20:45 con Corner. Sì. Grazie Alessandro, a più tardi. Durante Corner Angelo parleremo anche di Torre del Grifo, a margine ovviamente di quello che è l'aspetto tecnico, l'aspetto che catalizza in questo momento l'attenzione di tutti gli appassionati rossoazzurri. Apriremo una finestra anche su Torre del Grifo. Bene. Ma intanto per il momento mi fermo qui, a più tardi. Grazie Alessandro, ci fermiamo, breve sosta e poi ci collegheremo con Palermo, con Marco Gullà.
Siamo di nuovo insieme per Anteprima Corner e adesso parliamo di Palermo, un Palermo che diciamo che ha un andamento molto altalenante, nel senso che molte volte non riesce forse a fare bene, a esprimersi bene in casa, però lontano dal Barbera, in qualche modo simile anche al Catania, riesce a fare il risultato a sorpresa come quello realizzato e centrato sul campo del Catanzaro. Buon pomeriggio a Marco Gullà, che vedo già nei monitor di servizio, che adesso vedete anche voi. Un po' pazzerello questo Palermo, però è un risultato importante quello ottenuto alla Ceravolo, perché 3-1 a Catanzaro significa anche agganciare il sesto posto. Sì, Angelo, quel rosa che vedete insomma alle mie spalle è tornato nuovamente, insomma, possiamo dire a splendere in un pomeriggio abbastanza impervio, quello di Catanzaro, perché non tutti insomma pensavano che il Palermo potesse sfoderare una partita del genere. Invece i rosanero questa volta hanno giocato abbastanza bene, soprattutto in difesa, hanno segnato i 2 gol, hanno mantenuto il vantaggio, hanno poi chiuso la contesa nel finale con la rete di Leduaron, dopo che il Catanzaro l'aveva riaperta con Biasci. È sicuramente una prestazione convincente. Sul fatto del pazzerello sì, sono d'accordo anche io, perché comunque Palermo ha avuto questo trend decisamente altalenante per tutta la stagione, però la vittoria di ieri è una vittoria che può sicuramente rappresentare una nuova chiave di svolta per il campionato dei siciliani. Perché? Perché comunque il Palermo ha agganciato il Catanzaro al stesso posto, ma io lo ha superato, ha 2 punti soltanto di ritardo dalla Juve Stabia, che è quinta. Nelle prossime 4 gare che poi andranno a concludere la regular season del campionato avrà 3 gare casalinghe, la prossima contro il Südtirol, poi fuori casa a Cesena e infine la doppia gara casalinga contro Frosinone e Carrarese, che era la partita che poi è stata rinviata a causa della scomparsa del Papa. Quindi 4 gare, 3 partite in casa, il calendario sorride a questa squadra che può davvero alzarsi sul stellino in vista della volata finale proprio per i playoff. Ovvio che cambia molto, perché come ben sappiamo, se il Palermo dovesse arrivare tra la sesta e la quinta posizione avrebbe la possibilità di giocare in casa, cosa che invece non succederebbe qualora arrivasse tra il settimo e l'8º posto. Giocando in casa avrebbe anche la possibilità di chiudere la partita in parità e quindi passare il turno, quindi sicuramente un vantaggio abbastanza rilevante qualora appunto i rosanero riuscissero a chiudere il campionato tra il quinto e il sesto posto. Marco, sentiamo le parole di Dionisio, un breve intervento il suo. Una partita difficile contro una squadra che sta facendo bene in un campo difficile. Abbiamo riscattato la partita dell'andata più che la partita risultato, perché sicuramente avevamo fatto una buona partita all'andata e l'abbiamo ripetuta oggi. Poi siamo stati bravi, efficaci nel primo tempo, bravi nel momento che c'era da soffrire, perché sul 2-1 sicuramente c'è stato un momento dove abbiamo abbassato il baricentro, abbiamo difeso e poi alla fine chi è entrato ha regalato anche il 3-1 e sono contento per loro, perché c'è bisogno veramente di tutti da ora in poi. Allora, dice Dionisi, c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Nel frattempo vediamo la classifica del campionato di Serie B. Che cosa significa questo appello in qualche modo del tecnico Dionisi? Ha ritrovato un'unità di gruppo, un'unità di intenti e adesso bisogna portarla avanti, perché il sesto posto è prezioso. Marco, abbiamo un minuto prima di fermarci. No, l'unità di gruppo c'è sempre stata, probabilmente chiede adesso anche il supporto del pubblico per queste 4 partite. Io credo che anche per la gara contro il Südtirol ci sarà un bel pubblico, visto che è festa e soprattutto visto che il Palermo viene da una vittoria abbastanza importante. Poi, come dicevo, c'è il Cesena fuori casa ed è comunque una gara, anche in questo caso, ampiamente alla portata dei rosanero. Tra l'altro il Cesena è in crisi di risultati, poi c'è in casa il Frosinone che potrebbe avere già insomma più nulla da chiedere al campionato, e la Carrarese idem, quindi sicuramente ci sono 4 giornate abbastanza favorevoli per il Palermo, come dicevo poc'anzi. Però il Palermo deve intanto risolvere i suoi problemi anche di aspetto psicologico, perché questo è stato un po' il tallone d'Achille che si è portato avanti per tutta la stagione. Se riesce a risolvere anche questi problemi, io credo che il Palermo può dire la sua anche negli spareggi promozione.
Grazie a Marco Gullà, ci risentiamo per Anteprima Corner ovviamente lunedì prossimo, ci racconterai invece cosa succede a Palermo durante la settimana. Grazie a voi. Durante i telegiornali, grazie, molto bene, ci fermiamo, altro break e poi andremo a Messina dove c'è già pronto Sergio Colosi, a dopo, a fra pochissimo. E allora, come anticipato, andiamo adesso a Messina da Sergio Colosi. Buon pomeriggio Sergio, un risultato quasi insperato, diciamo subito, avere centrato per il Messina, chiedo scusa, i play out, perché a un certo punto era quasi disperata questa soluzione, ma là i problemi comunque sono anche altri e ci entreremo anche fra non molto. Comunque situazione complicata, alla fine è arrivata questa vittoria che assicura l'appendice, la speranza di poter continuare a restare tra i professionisti. Ciao Angelo, buon pomeriggio. È così, la speranza che è dettata dal fatto che il Messina ha vinto 4 delle ultime 5 partite, che improvvisamente Luciani è diventato un cannoniere che ha segnato 10 gol in 7 incontri, numeri che nulla avevano a che vedere con la precedente fase del campionato. Il Messina che addirittura, sorpresa nelle sorprese, già è sorpresa che abbia raggiunto il play-out, è sorpresa l'avversario perché tutti si attendevano la Casertana, invece non sarà la formazione campana ma il Foggia che non è riuscito a vincere a Ficerno, per cui sarà davvero un incontro, una doppia sfida importante tra due formazioni comunque blasonate che hanno gravissimi problemi societari, ancora di più il Messina, ma il Foggia pure non naviga nell'oro, tutt'altro. Riguardo la partita di ieri, è stata una Juventus già qualificata ai playoff che comunque ha tenuto ritmo soprattutto nella prima parte e poi nella fase finale di gara, quando sul 2-1 poteva addirittura raggiungere il pareggio. È stata una Juve che però ha dato spazio ad altri giovani, quelli di qualità, alcuni erano stati convocati nella Juventus maggiore, qualche altro in panchina. Ma è una Juve che se l'è giocata a tal punto che ci sono stati 2 espulsi tra le file bianconere che salteranno la gara di playoff perché entrambi correranno nella squalifica. Il Messina comunque con Tordini e Luciani l'ha sbloccata e poi nella ripresa c'è stato questo ritorno della Juve che comunque non è riuscita a guastare la festa dei circa 7.000 spettatori. Ci si proietta già alla doppia sfida play-out, tenuto conto che giorno 10 maggio, ancora non si sa l'orario, sarà stabilito in settimana, si giocherà al Franco Scoglio dove potrebbe aumentare l'agibilità rispetto ai quasi 7.000 posti, 6.900 circa, e poi gara di ritorno a Foggia con la formazione pugliese che ha il doppio risultato a disposizione, nel senso che per il miglior piazzamento in classifica in caso di 2 pareggi senza procedere ai supplementari rimarrebbe in Serie C, per cui Messina che quantomeno deve vincere una delle 2 sfide. Sergio, volevo far vedere anche delle immagini sì. In qualche modo gioiose ieri, perché è stato un risultato, dicevo prima, inatteso, no? A un certo punto era quasi disperato e qui poi la festa tra i giocatori e la curva e con i tifosi a dire che comunque c'è questo legame tra la squadra e la tifoseria, mentre invece andiamo magari a chiudere questo nostro collegamento, la situazione societaria resta sempre molto complicata. Adesso sappiamo c'è anche una indagine, un'inchiesta della procura su questa cessione diciamo del club. Sì, è stato sentito oggi chi aveva fatto l'esposto denunce, da qui era partita appunto poi l'inchiesta della procura messinese sulla cessione appunto dell'ACR. Cioè oggi è stato ascoltato l'ex presidente Pietro Sciotto, non ci sono dichiarazioni che sono state diffuse dall'ex patron giallorosso. È uno Sciotto che comunque ha lanciato questa denuncia. Sono 2 le ipotesi, quella di truffa e di
E poi ovviamente anche, oltre alla truffa, quella di minacce che l'avrebbero riguardato, però ovviamente va tutto esaminato a 360 gradi, perché il tutto avviene 3 mesi dopo la cessione del club e lo stesso Sciotto non ha esercitato la possibilità di riprendersi il club, cosa appunto che non ha voluto effettuare dopo il mancato pagamento da parte di AD Invest Group. Grazie Sergio, avremmo potuto sentire e dovuto sentire anche il tecnico del Messina Gatti, però non abbiamo tempo, oggi siamo un po' di fretta, comunque ci rivediamo con Anteprima Corner con te lunedì prossimo. Grazie a Sergio Colosi. Vado adesso a Trapani, dove però il finale è stato amaro, finale di stagione amaro. Buon pomeriggio a Franco Camarasana, perché a un certo punto Franco si sperava davvero una sorta di miracolo, perché il ritorno di Aronica sulla panchina aveva portato a 3 vittorie consecutive, la squadra si era rilanciata e in realtà poi invece ieri c'è stata questa sconfitta, probabilmente la rincorsa è stata pagata tutta in un'unica partita. Assolutamente sì, anche perché sono pesante, diciamocelo francamente, sono pesante sicuramente l'assenza di 2 giocatori importanti come Silvestre e soprattutto Toscano a centrocampo, ma è una scusa in un certo qual senso, perché la Casertana, che doveva vincere assolutamente per evitare il play-out, ha impostato una partita molto corta e alla prima occasione che ha avuto, dopo appena 11 minuti, è andata in gol per una uscita fuori tempo del portiere del Trapani e ha approfittato di questo gol, ecco lo stiamo andando a vedere, di Michele Vano, che è un esperto, un centravanti molto esperto, bravissimo di testa, e su questo gol ha costruito la sua vittoria, perché non ha più dato possibilità al Trapani, che poi ha attaccato per tutta la partita, 7 angoli a 2 a suo favore, non è mai riuscito a impensierire seriamente il portiere della Casertana che fra l'altro in contropiede perdeva una volta su punizione da parte di Falasca, lo vedete in questa immagine, ha colpito il palo e poi addirittura quando mancava qualche istante al termine della partita, ecco ancora vedete il palo colpito da Falasca e poteva portare addirittura sul 2-0 la Casertana. Il Trapani lì è uno dei tanti tentativi del Trapani, ma ripeto sempre fuori dallo specchio della porta. In questo caso è stato Saber, qui ci ha provato nel secondo tempo, ci ha provato Kragel, ma anche in questa circostanza fuori misura, fino a quando poi non però a tempo quasi scaduto la Casertana ha avuto addirittura un'altra grande opportunità di portarsi sul 2-0, un'azione di contropiede, ma Bonino praticamente a porta vuota per un errore di disimpegno della difesa è andato a colpire nuovamente il palo della porta del Trapani. Franco, ti interrompo soltanto perché vorrei sentire brevemente Aronica e poi tu ci dici... Tu ci dici dopo che cosa significa lo stop, diciamo, alla fine della stagione. Assolutamente sì. E su quali basi si continua. Sentiamo Aronica. Siamo delusi perché volevamo vincere, volevamo chiudere il cerchio, sapevamo che comunque da altri campi poteva arrivare, come lo è stato, un risultato positivo a nostro favore, quindi c'è grande rammarico per quello che è stata la gara, per come è stata interpretata i primi minuti, specialmente con le prime battute iniziali, dove siamo stati un po' contratti, un po' remissivi, e poi chiaramente il gol ha un po' scombussolato quello che era il piano gara. Rammarico ce n'è tanto perché si era fatta una grande rincorsa nelle prime 3 partite e quindi oggi potevamo raccogliere i frutti, così non è stato, e quindi c'è un grande rammarico per non aver raggiunto un obiettivo che era insperato ma poi si era concretizzato nelle ultime settimane. E allora adesso Franco, che cosa succede? Questo stop che cosa significa per il futuro del Trapani? Attenzione. Appunto, che deve riprogrammare la prossima stagione, ha il tempo per farlo. Fra l'altro ieri il presidente Antonini nell'intervallo è sceso a bordo campo, credo che subirà qualche altra squalifica per incitare i giocatori, ma non ha avuto i frutti sperati. Intanto fino a metà giugno, ieri sera hanno detto, lo stesso allenatore l'ha detto, ma lo aveva anticipato anche il presidente, i giocatori si alleneranno. Nel frattempo
verrà programmato la prossima stagione. Ha detto ieri sera stesso Antonini che molti di questi giocatori andranno via, verranno scelti, ha detto prima gli uomini e poi i calciatori. Io mi auguro che per la prossima stagione non vengano commessi gli stessi errori, anche di inesperienza per la verità, che sono stati commessi quest'anno, cosa che non è stato fatto per la pallacanestro, dove lui si è fidato a gente esperta della categoria che aveva esperienza di Serie A1, un torneo molto molto delicato e impegnativo per quanto riguarda la pallacanestro. E mi auguro che le scelte che farà a livello di tecnici e a livello di giocatori siano consoli a quello che è il suo progetto, quello di portare il Trapani in Serie B. Doveva essere quest'anno, ieri sera doveva essere la festa della promozione, secondo quanto aveva detto Antonini a inizio stagione. Non mi accontento del secondo posto, ma appunto a vincere il campionato direttamente. Ma come vedete i risultati sono stati ben diversi. Benissimo, grazie Franco Cammarasana, ci fermiamo qui con Anteprima Corner anche per questa settimana. Dovessero esserci degli aggiornamenti, chiaramente noi apriremo delle finestre con te nel corso del telegiornale, ma anche in Anteprima Corner. Grazie ancora per essere stato con noi anche oggi, ci fermiamo, l'appuntamento è con Corner alle 20:45 su Telecolor. Auguro a tutti un buon pomeriggio.